Ci sono 500 chilometri di vie navigabili in Veneto, una risorsa per l'Italia, eppure il sistema idroviario nel nostro paese viene sfruttato solo allo 0,1% per il volume delle merci trasportate, anche se dal 2015 si è registrato un incremento del 160%. La principale idrovia in Veneto è l'asta navigabile Fissero-Tartaro-Canalbianco-Po di Levante e proprio dall'analisi della filiera estesa che la riguarda emerge uno studio che ne evidenzia il potenziale di sviluppo economico. Un rapporto redatto da European House Ambrosetti per Confindustria Veneto Est e Confindustria Mantova. Se guardiamo i numeri ad oggi stiamo parlando di circa 500 milioni di euro di valore aggiunto, considerando anche il pro quota dei settori attivati, ma se riuscissimo a sprigionare quegli investimenti necessari e a superare i vincoli normativi e infrastrutturali ad oggi esistenti, raggiungeremmo circa 1,4 miliardi di valore aggiunto entro il 2030. Questo certamente è anche molto coerente con le politiche di decarbonizzazione che l'Unione Europea appunto ci chiede, perché è una modalità di trasporto che ha minori appunto emissioni di CO2 e può dare un contributo importante anche alla transizione sostenibile del comparto. Sono 40 milioni di euro finanziati dalla Regione per risolvere i cosiddetti colli di bottiglia, ossia la ridotta altezza dei ponti che inibiscono il transito delle imbarcazioni di classe quinta. Ovvero l'altezza libera che sta sotto i ponti, che oggi è limitata per alcuni punti, deve essere alzata, portata almeno a 7 metri, che consente quindi la classificazione dell'idrovia della Fissero-Tartaro-Canalbianco alla quinta classe CEMT, e su questo stiamo già operando da anni e possiamo anche dire che potremmo ottenere quei risultati nel target temporale del 2030 di cui si parla anche oggi in base agli obiettivi di riduzione delle emissioni GHG posti dalla Comunità Europea. Realizzare un'opera pubblica non è un processo così semplice come può accadere per un intervento di edilizia privata, in quanto abbiamo un processo di approvazione dei progetti che ha dei tempi abbastanza importanti, soprattutto vista la complessità degli enti competenti ad esprimere il proprio parere. Siamo molto indietro rispetto alla media europea, che è un 5,6%, e molto indietro rispetto ai nostri vicini di casa tedeschi, e per non parlare di olandesi e belgi, che invece sono molto più avanti, grazie anche alle ingenti somme di denaro spese negli anni e grazie anche a una configurazione geografica forse più favorevole della nostra. Ma appunto il focus di oggi vuole essere quello di provare a dire: investiamo anche sul sistema fluviale. Tra l'altro in questa regione abbiamo il Po, che è sicuramente il mezzo adatto per poterlo sfruttare e quindi poter accrescere questo 0,1%. Torno a dire, in un'area in questo caso favorevole. È chiaro che bisognerà mettere a terra, già la Regione lo sta facendo per motivi di sicurezza, ma bisogna farlo per motivi di trasporto, bisogna sicuramente investire di più su questo fronte. La prospettiva, dopo Mantova e Cremona, è di arrivare, risolti i colli di bottiglia, all'interporto di Milano. Questo è un momento dove il mondo industriale si mette a confronto con le istituzioni per dar vita finalmente a quest'asta navigabile che finalmente riusciamo a realizzare, in quanto la Regione Veneto, con lo stanziamento di 40 milioni per l'innalzamento dei 3 ponti che ci collegavano al mare, sono attuati, e quindi in questo momento possiamo dare il via al trasporto fluviale di merci. Oggi bisogna attrezzare gli interporti che ci sono su quest'asta. Abbiamo incominciato con Mantova per poi andare a Cremona e spero presto di arrivare a Milano. Abbiamo approvato in comitato di gestione qualche tempo fa l'acquisto di una quota dell'interporto, che adesso sta facendo il percorso amministrativo di verifica presso gli organi di controllo, quindi ci crediamo veramente, e rientra un po' in generale nella valorizzazione anche dello status di luogo che rientra nella zona logistica semplificata. Quindi sono 2 elementi che oggi andremo a vedere con lo studio di Ambrosetti a che condizioni, con quali investimenti, con quali vincoli, con quali opportunità possono essere sviluppati meglio.